Carnevali di Marca torna in piazza a Vittorio Veneto, un colpo d'occhio fantastico, tante persone che per un pomeriggio tornano ad affollare Piazza del Popolo e non solo. Sono veramente emozionato e commosso perché appunto ho avuto un riscontro che non mi aspettavo, perché questo è un segnale di ripartenza che tanto volevamo portare e scatenare, diciamo, non solo tra gli addetti ai lavori, non solo tra chi appunto è appassionato, ma anche alle famiglie, ai bambini, al pubblico, e sono veramente felice che il pubblico vittoriese e non solo, ma anche dei dintorni ha risposto veramente bene. Quest'oggi qui in Piazza del Popolo abbiamo molta gente, dobbiamo purtroppo indossare la mascherina per motivi, diciamo, di normative, però siamo all'aperto, ormai siamo anche verso la fine della pandemia, quindi godiamoci questa giornata, insomma, perché è giusto così, è giusto per i nostri figli, per i nostri bambini che tornino appunto a festeggiare il carnevale, che è una tradizione nostra. Okay, quindi siamo qui, piazza con i carri statici, abbiamo anche degli spettacoli, uno è appena iniziato qui dietro di me, e poi ne abbiamo altri due di spettacoli itineranti anche giù in Largo Cavallotti davanti appunto al Bar Unione, ma anche giù davanti al Bar K2 fino giù in fondo, quindi ce n'è per tutti. Sindaco, tanta emozione quest'oggi a Vittorio Veneto, i vittoriesi hanno risposto con entusiasmo all'invito dei Carnevali di Marca. Sì, decisamente una giornata splendida, proprio per la risposta che la gente ha dato, che i vittoriesi hanno dato a questa opportunità che hanno avuto di rinascere. Eravamo un po' preoccupati per tanti motivi, ma la gente ha risposto bene. Si vede quanto grande sia la voglia di ripartire, e io confido, vedendo i numeri che calano, che effettivamente lo si possa fare. La popolazione è quasi completamente vaccinata, andiamo verso la bella stagione, il virus è stato molto poco impattante in questa quarta ondata, per cui confidiamo tutti che sia un po' finita e che si possa ripartire da una giornata splendida come questa, con tanti bambini. Tanti bambini, tanti sorrisi, però purtroppo il pensiero è andato anche a quella parte del mondo che non sta sorridendo come noi quest'oggi in piazza. C'è stato un lancio dei palloncini significativo per ricordare quanto sta accadendo. È questo che ci fa pensare un po'. Quante volte ci siamo ritrovati in queste piazze a ricordare i drammi del passato, proprio nella speranza di fare qualcosa, di aver cambiato completamente il modo di comportarsi dell'umanità, ma invece vediamo che ci ricadiamo sempre. Dopo 2 anni torna l'emozione del carnevale. Quanto è bello vedere così tanta gente in piazza. È bello. Magari anche in forma ridotta, ma intanto per iniziare c'è bisogno, lo si vede dalla gente, da questa voglia di socializzare c'è bisogno, e l'inizio speriamo apra qualcosa di nuovo e migliore, sempre. I partecipanti al vostro carro come hanno accolto la notizia che si sarebbe ritornati in piazza? Noi siamo arrivati un po' all'ultimo perché ci hanno avvisato neanche 8 giorni fa, e quindi abbiamo raccimolato un po' di squadriglia, pertanto l'entusiasmo c'è, la voglia c'è, anche se non siamo tanto rodati, perché i balli, quelle cose, non dico li abbiamo dimenticati, ma insomma ci siamo disorganizzati, però siamo qui a fare la nostra presenza, a dare il nostro apporto a questo momento. Tornano i coriandoli in Piazza del Popolo, tornano i coriandoli in Viale della Vittoria, un colpo d'occhio fantastico in questa domenica dei Carnevali di Marca a Vittorio Veneto. Sì, veramente una giornata fantastica. Dopo 2 anni finalmente siamo di nuovo qui con tanta gente allegra, i bambini veramente felici, guarda, è un ripartire, un rinascere, e sono veramente emozionato. Tanti volontari che hanno reso possibile questa manifestazione, ma una risposta dai vittoriesi così ve l'aspettavate? Sì, sinceramente sì, perché la gente ha voglia di uscire, ha voglia di ricominciare. Un grazie veramente ai volontari, perché sono venuti da me ancora prima di Natale, in un modo lungimirante hanno organizzato il tutto.
Qual è l'augurio che si sente di fare ai vittoriesi che stanno festeggiando oggi in piazza? L'augurio è che ci lasciamo alle spalle questi 2 anni e che la gente veramente dimentichi quello che è successo e che sia stato solo un brutto sogno.